protocollo per potenziare gli strumenti di prevenzione per evitare infiltrazioni della criminalità nei finanziamenti elargiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Piano degli Investimenti Complementari è stato firmato ieri mattina in prefettura ad Agrigento dal prefetto Salvatore Caccamo, il procuratore capo della direzione distrettuale antimafia di Palermo Maurizio De Lucia e il procuratore della Repubblica di Agrigento Giovanni Di Leo, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell'ordine. La firma dell'accordo arriva ad Agrigento in un momento particolare, con l'indagine ancora aperta sugli appalti pubblici denominata Appalti e Mazzette, che ipotizza un giro di tangenti per pilotare i lavori nella nuova rete idrica e altri pubblici appalti nell'Agrigentino, con le organizzazioni criminali di stampo mafioso che avrebbero tentato di intercettare lavori e appalti attraverso l'imposizione di forniture, mezzi e personali. È un protocollo importante, ha detto il prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo, perché è risaputo che nel nostro territorio si sta svolgendo un'azione molto intensa da parte del gruppo interforze antimafia con la finalità proprio di preservare ogni forma di infiltrazione criminale negli appalti. Un lavoro in sinergia tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa, ha ribadito il procuratore antimafia Maurizio De Lucia. È uno strumento che ci consente di stare un po' meno indietro rispetto alla criminalità di stampo mafioso e di tipo amministrativo, ha affermato il procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo. Ma ecco gli interventi in conferenza stampa del prefetto e dei due procuratori. Documento che va a rinsaldare i rapporti collaborativi tra l'autorità amministrativa e quella giudiziaria in chiave di prevenzione antimafia, quindi uno scambio collaborativo e informativo, in modo tale che l'autorità amministrativa, laddove dovesse adottare provvedimenti interdittivi nei confronti di imprese in ordine alle quali è fondato il rischio di un'infiltrazione mafiosa, si viene un po' a rinsaldare, a corroborare il provvedimento anche sulla base di elementi forniti dall'autorità. È un momento di sinergia fra l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa, perché il contrasto alla mafia, soprattutto in queste terre, si fa con tutti gli strumenti che la legislazione ci mette a disposizione, quelli della repressione che appartengono all'autorità giudiziaria e quelle della prevenzione che appartengono all'autorità amministrativa. La mia presenza qui però ha anche un altro significato, e cioè sia la repressione che la prevenzione hanno in realtà come primi protagonisti in prima linea le forze di polizia, in particolare nell'Agrigentino lo sforzo che gli investigatori dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato conducono è assolutamente prezioso e ci dà dei risultati importanti, direi quasi quotidianamente, quindi la mia presenza qui è certamente per sottoscrivere uno strumento importante, ma anche in qualche modo per rappresentare la vicinanza di Palermo, che non sempre è così vicina, ma questo è anche colpa di un problema infrastrutturale serio rispetto a chi tutti i giorni si impegna per la legalità in questa parte particolare e complicata del territorio. Oggi è un aggiornamento di un sistema collaborativo tra l'azione amministrativa e quella giudiziaria che nasce negli anni 90 e è stata perfezionata nel tempo, in particolare gli ultimi aggiornamenti sono relativi alla legislazione contro il Covid, un decreto del Ministro dell'Interno del 2023 mi pare con cui si è dovuto ulteriormente aggiornare questa procedura di collaborazione. È indubbio che senza, come diceva il procuratore De Lucia, uno effettivo e stretto controllo del territorio noi non riusciamo ad avere cognizione dell'effettiva produttività della spesa pubblica e i gruppi interforze che agiscono sul mandato amministrativo avvalendosi delle conoscenze che vengono acquisite nell'ambito dell'indagine preliminare, dell'azione penale, è uno strumento che ci consente di stare un po' meno indietro rispetto alla criminalità organizzata sia di tipo mafioso che di tipo strettamente amministrativo. Lo scopo essenziale di questi strumenti è quello appunto di cercare di stare non più 10 passi indietro, ma magari soltanto uno.